Gli appuntamenti di giovedì 1 maggio. In occasione dei 900 anni dell'abbazia di San Matteo a Genova, un evento trasforma il suo chiostro in un'oasi verde nel centro storico. Fino al 4 maggio prende vita la Vivagna di San Matteo, un'installazione temporanea che unisce arte, natura e comunità, l'orario 10-12 e 15-19. Apre alle visite il castello di Campo Ligure, in cui sono in corso i lavori di allestimento e restauro, dalle 10:30 alle 12 e dalle 15 alle 18. All'Opera Madonnina del Grappa di Sesti Levante c'è il film Cuore di Padre, la silenziosa potenza di San Giuseppe, inizio alle 16, l'ingresso è libero. A Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure, Carlo Sanna presenta il suo libro La caduta di un impero, dedicato all'inchiesta Tangentopoli e alla fine della Prima Repubblica. Il relatore è il vice direttore del Sole 24 Ore Daniele Bellasio, l'inizio alle 18. Il ricavato della vendita dei libri va alla Croce Verde San Margheritese. Fino al 3 maggio al Teatro Ivo Chiesa di Genova si può assistere a Lazarus, l'opera rock postuma di David Bowie, con la regia e l'adattamento italiano firmati da Walter Malosti in collaborazione con Manuel Agnelli, l'orario 19:30. Gli appuntamenti di venerdì 2 maggio. C'è la mostra della giovane fotografa di Sesti Levante Aurora Sanna, l'esposizione allestita nella sala espositiva al secondo piano di Palazzo Fasce, si intitola Disordine apparente, orario di apertura dalle 10 alle 17. La Società Economica di Chiavari ospita la mostra d'arte La bellezza attraverso la luce emozionale per la rassegna L'arte in economica, curata da Giovanna Massone e allestita alla Galleria Grasso in piazza San Giovanni a Chiavari, orario di apertura 10:30 a 13:30 e dalle 15 alle 19. Al Pala Beach di Lavagna va in scena il torneo singolo e a coppie di beach bocce, iscrizioni al 329 221 6799, l'inizio del torneo è alle 14. Ultimi eventi di Design Antelitteram, la rassegna dedicata alla sedia leggera di Chiavari, dalle 15:30 alle 17 la dimostrazione di tornitura di Elsie Job nel laboratorio in via Piacenza 80 a Chiavari. Per i corsi di cultura di Chiavari c'è la lezione di storia di donne liguri a cura di Barbara Bernabò sul tema Simonetta Cattaneo, il volto genovese della primavera di Botticelli, alle 16:15 nella sala Livellara di via del Pino a Chiavari.